Benvenuti alla seconda edizione del Super Palio Airvas su Sardegna TV. Dal galoppatoio di Pratosardo a Nuoro si svolge la corsa con monta a pelo, riservata al cavallo anglo-arabo sardo. Una razza che viene allevata da più di un secolo in Sardegna allo stato semibrado, originaria della regione asiatica, deriva da prove effettuate incrociando stalloni puro sangue inglese e puro sangue arabo, con fattrici di razze locali sarde anglo-arabe e puro sangue inglese. Per essere considerato anglo-arabo sardo, deve avere almeno un 25% di sangue arabo. È un cavallo creato e perfezionato dalla cavalleria dell'esercito italiano, in grado di fare anche 100 km al giorno, e per questo definito l'arma di cavalleria dell'esercito. La selezione si sviluppò notevolmente anche in Francia, dove di fatto nacque ufficialmente la razza anglo-arabo. È presente nel Palio di Siena, nella Sartiglia di Oristano e nella cavalcata sarda. Ora diamo la linea alla gara. Ed è sempre Bagoga che conduce nei confronti di Caribon, in terza posizione Violelle Duc con la Promoni in controllo, intanto ancora lotta per il secondo posto, al terzo è il Giuba di Buran. Partita anche la seconda batteria, dove scatta il comando la Giuba Blu di Cornelina a precedere a Raio, che ha in terza posizione Chopin, all'esterno la progressione della Giuba Viola di Wolverine, con le posizioni ancora tutte da definire, mentre Chopin, leggermente in ritardo alla partenza, cerca di riportarsi sul gruppetto dei fuggitivi, gruppo che si compatta all'ingresso in retta, dove i cavalli effettuano il primo passaggio di Cornelina. Torna all'ippica a Nuoro col Super Palio Airvas. Si è svolta la prima batteria con la vincita di Carilbon, Bagoga, Buran e Baobab. Nella seconda batteria si è qualificato Corneliana con Pasquale Salis, Venus de Campeda con Simone Mereu, Raiu con Walter Pugedu e Chopin con Biagio Murgia. La valorizzazione della razza del cavallo anglo-arabo è uno dei motivi per cui è importante valorizzare questi pali. Grande il montepremi, 10.000 euro per il primo classificato, 4.000 per il secondo, 2.500 per il terzo, 1.500 per il quarto, 1.000 per il quinto e 500 euro per il sesto. Grande affluenza di pubblico per uno sport che richiama anche le antiche tradizioni della Sardegna. Cavalli che vengono un po' da tutto il territorio. Ci sono Paulilatino, Pozzomaggiore, Sedilo, Nuoro, Oliena, Orani ed Orgali. Aspettiamo l'esito della finale per intervistare il vincitore e i presidenti delle rispettive associazioni. Terza posizione per Raiu, in quarta è Venus de Campeda. Francesco Caria, una conferma dopo il Palio di Foni di Bono, lui corre a Siena, è conosciutissimo, vincitore a Nuoro, congratulazioni, una conferma. Grazie, sì dai, diciamo che è un'annata positiva, una cavalla buona che mi sono portato io da Siena, ringrazio tanto anche lei perché ci ha messo veramente l'anima. Ecco, il cavallo, quanto è importante la razza anglo-araba per valorizzare questa tradizione dei cavalli? È importantissimo perché il cavallo anglo-arabo si alleva in Sardegna, è giusto che questi pagli incominciano a farli e il mercato rimane in Sardegna, perché uno se comprare un cavallo a Milano, a Pisa, lo compra in Sardegna e ci corriamo questi pagli e comunque l'economia gira in Sardegna, uno compra, vende, rivende, ricompra, insomma mette in moto un mercato non indifferente. Che messaggio vogliamo dare per i giovani che magari si vogliono avvicinare a questa disciplina? Insomma, un messaggio difficile perché sono momenti che pane duro ne devi mangiare tanto in questo lavoro e calcio in bocca, tanti. Calcio in bocca, si parla spesso di doping nei cavalli. Qualche messaggio positivo su questo argomento che vuoi dare? Ma dai, tanto io sono dell'idea che i cavalli non vanno quando li dopi, o vanno o non vanno, cioè le sostanze dopanti non fanno andare gli asini. Se sono cavalli da corsa vanno, se sono asini non vanno. Perciò un'organizzazione come questa, dove c'è il DNA ai cavalli, c'è il doping, e penso che sia un'organizzazione fenomenale,
faccio i complimenti a tutte le associazioni perché hanno organizzato veramente un palio in tutte le regole, il terreno steccati di plastica, una pista bellissima, quindi chapeau a tutti gli organizzatori. Congratulazioni per il premio, 10.000 euro. Primo pensiero, so che avete moltissime spese naturalmente, come vengono destinati questi soldi? Il primo pensiero lo dedico a mia moglie, a tutta la mia famiglia che mi sostiene in tutto e per tutto, poi ai proprietari che comunque oggi hanno vinto un premio buono e gli serve per campare il cavallo e farlo stare il meglio possibile senza fargli mancare niente finché Dio la guarda, insomma. Bene, ringraziamo il nostro campione, dal galoppatoio di Nuoro è tutto, a voi la linea.